Beppe non ha avuto vita facile. È rimasto orfano di padre a 14 anni e quindi ha dovuto provvedere alle necessità della famiglia. A 17 era manovale su in Fedaia e l'anno successivo ha avuto quel disastroso incidente stradale, è rimasto in coma 2 giorni e gli hanno dato l'estramunzione, ma aveva 18 anni e si è ripreso, perdendo però lo zigomo e la vista dell'occhio sinistro per sempre. Ha lavorato poi a Siena e a Milano. A Milano, come ha ricordato il parroco, ha frequentato la scuola d'arte del Castello Sforzesco, che si fa presto a dirlo, ma all'atto pratico era una scuola serale, quindi Beppe doveva fare ogni giorno 8 ore di lavoro in ditta, 2 ore sui trasporti pubblici e poi alla sera andare a scuola. L'ha fatto per 3 anni con grande determinazione e è uscito fra i migliori del suo corso. Lavorava in una grossa ditta di Milano, la Face Standard, come disegnatore tecnico e pubblicitario, ma nel 75 la ditta ha avuto problemi e nel 76 Beppe è rimasto senza lavoro e quindi con molto coraggio ha deciso insieme alla famiglia di tornare qui. Ha comprato un appartamento a Vittorio e nello stesso tempo lavorava nella vecchia casa di Repine e doveva però provvedere a mantenere sua madre, sua moglie e sua figlia, oltre a se stesso. E quindi si è messo in gioco. Doveva saper dipingere, e quello lo sapeva, perché sennò nessuno avrebbe comprato i suoi quadri, ma doveva mettere in gioco se stesso, perché se non sei conosciuto nessuno verrà a comprare da te perché non sa neanche che esisti. E quindi bisogna fare mostre, molte mostre il più lontano possibile, fare cataloghi e entrare in tutti i giri possibili dove poter trovare sponsor e acquirenti. E questo ha fatto per tutta la vita, riuscendo a mantenere la famiglia e anche la madre finché è morta nel 1990. Questo dal punto di vista lavorativo e di persona. A partire dagli ultimi 20 anni ha pagato un pesante contributo alla sanità. È stato operato a un ginocchio, poi a una spalla, poi un pesante intervento cardiaco, 5 bypass e lunga riabilitazione successiva. Da 10 anni circa soffriva di problemi bronchiali, particolarmente acuti nella stagione fredda. Da 3 anni aveva la cataratta, all'unico occhio col quale vedeva. E quando ha deciso di operarsi, hanno scoperto che aveva una maculopatia, per cui non poteva più essere operato con questi 2 tipi di patologia. E quindi è stata una vita dura anche dal punto di vista sanitario. Io ho lavorato a stretto contatto con lui per 44 anni, 45 anni, dal 76 a quest'anno, e l'ho conosciuto bene. Non l'ho mai sentito lamentarsi, mai per problemi economici, sanitari, di lavoro o di qualsiasi dei disastri che la vita ti presenta. Non è una persona che non si è mai lamentata. Se poteva aiutava gli altri, ma non pesava mai sugli altri. È stata veramente una bravissima persona. Non era invidioso e non l'ho mai sentito accusare nessuno di avere più fortuna di lui o di accusare le fortune di un altro. E aggiungo a quello che già detto il parroco prima dal punto di vista sociale. Lui per 40 anni è stato socio del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche e per molti anni ne è stato anche vicepresidente. Per oltre 20 anni ha tenuto un corso di pittura all'Università degli Anziani di Vittorio Veneto. Oltre al premio Master alla carriera di Vicenza nel 2014, come pittore e disegnatore e fotografo ha vinto il premio Mazzotti nel 2000 e il prestigioso premio Brunacci nel 2020.
Io devo dire che vi ringrazio di vedervi qui tanti oggi a ricordarlo e vi ringrazio a nome di Bepi. Grazie.